ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Sono 4 le navi di ONG che sono davanti alla costa della Sicilia orientale in attesa di un porto sicuro per fare sbarcare i migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo. Secondo i segnali emessi dalle navi, attualmente la Geo Barents e la Humanity 1 sono a circa 12 miglia dalla costa catanese, la prima un poco più a sud e l'altra a nord rispetto alla città. Tutte le navi sono in attesa dei controlli annunciati dal Viminale. Non si hanno più notizie di Samuele Cimino, 28enne di Caltagirone, in provincia di Catania, che da qualche mese vive e lavora a Essen, in Germania. Dal 20 ottobre non si hanno più sue notizie. Il 21 ottobre Samuele sarebbe dovuto rientrare in Sicilia con un volo per Catania, dove i familiari lo hanno atteso, ma non è mai arrivato. Inoltre il cellulare del ragazzo risulta spento. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla trasmissione Chi l'ha visto lo scorso 2 novembre. Arrestati un 25enne e un 28enne gravemente indiziati del delitto di concorso e intentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso, nonché di danneggiamento seguito da incendio. L'indagine ha avuto origine nello scorso mese di dicembre, quando si verificò un incendio di chiara matrice dolosa che danneggiò un gazebo adibito alla vendita di piante e di fiori collocato all'interno di un terreno agricolo recintato situato nei pressi di uno dei varchi di accesso al cimitero comunale di Modica. È stata sfiorata la tragedia ad Agrigento ed esattamente in via Unità d'Italia, dove nella serata di ieri un palo della luce è caduto a causa del forte vento e del maltempo, precipitando su un'auto Opel in marcia con 2 persone a bordo. Il palo ha sfondato il parabrezza, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. La Sicilia in queste ore è stata interessata da forte pioggia e raffiche di vento che hanno causato danni e notevoli problemi. Situazione simile anche a Stromboli. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna nel pomeriggio alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.